La guarda che buco se può essere meglio ligare. E mi par troppo grandi. Se usa. E a guarda queste. De dia a che vuole un facchino a portarle. Non portaria neanche se mi donasse. Eppure adesso gli vuoi così, che ne roda via 30 pare in manco della settimana. Cargadure, strafari, mode che non dura 2 mesi. Se vuoi che inventaste mode strampate per far spendere i pessi a chi che il mattesso de tenir vedrio. Vorla che ne daga un per che andrà bene all'aria del suo viso? Ma non le tolgo mica per me. Qualche commissione. Sì, vede, mio fratello mi ha pregato sto servizio. Ma se signor Borto vuole fare un regalo e se vorrà fare onore, e vorrà qualcosa di buono. Non so, vede, non mi ha detto niente, non so che si che il gabbia. E a me lascia fare a me, so quel che vuole. E a guarda, e a stupissa. Sì, ben. Cosa varle? Vorla che faccia una parola sua. Una parola sola. O a me dà sia Zecchini o a se parona de bando. Oh, che caro, signor Lisandro, si è Zecchini. Se che par poco me ne dà la 7. L'ave sbarata, compare, par carigo. Se carigo io certo. Sai che roba che ha se qui? E a vedo e a cognosso, so cosa chiese. E a guarda ben. Tasella, 3 zecchini e neanche un verso di più. Sì, ora sì, farebbe un bel guadagno e mi costami 4 zecchini da quel buon servitor che sono. Via, ciacco e pacciarate. Se vuoi 3 zecchini, ben, e se no, tenive e mi non compro altro. Insomma, via, una vaga in cuore, a me dà di più tutto quel che ha voglia. Ho neanche un bagattino. Tu questi, se 3 zecchini, se vuoi ben, e se no, buon viaggio. Che perdo, ma coea bisogna perdere che volentiera. Io ho paura che coi vostri ciacco mi abbia fatto su. Se non sei contenta che da qui so bessi in drio. Sì, caro, mi piace divertirmi a quel che vedo. Sì, lavoro e mi diverto, guadagno e spendo. Non con mujer, non con fioi, non fasso debiti, ma che no, mi godo. Bravo, buito. E non ve vuoi maridar? Maridarmi mi? Bisognerà che ne avesse voglia. Sono anche a me della stessa opinione. Mo marida una volta e sono restata vedova. Ma non mi tornaria a maridare neanche se mi venisse un re de corona. Beata libertà, beata libertà. Signora Perona, Cos'è che è? Una maschera. Una maschera? Oh, madonna. Non ne sai, che credo che sia, signor Zanetto. Magari. Vabbè, se io fai che venga avanti. Signora sì. E se non sei io? Sappiamo dir chi sei. Signora Mago. Cognosceu, signor Zanetto Bigoini? Mi no, è vera. E ora fermatevi qua se non avete altro da fare. Perché se io cognoscerei un capo d'opera. In che genere? In genere di cargadura, di sempiaggine e di tutto quello che vuoi. Mi godarò volentiera. Oh, si è tu maiaso, è Io? Oh, signor Zanetto, patron. Patron. E via maschera, che ve cognosso. Oh, ma non zeo, via, non zeo. Ma chi mai sei sta maschera? Guardecco, puito. Guardecco che buona grazia. Qualche forestiere, certo. Qualche milord che mi vuoi fare sto onore? In cose così, signora Cecilia, vago via. No. Senza... Restè, sai che veda, che può essere che il compra qualcosa. Senza, se avesse bisogno dei fornimenti di scarpe, bottoni da camicia, stucci, oggi, fior da testa, fior da collo, dunque, tutto quel che ha voglia. Via, signor Milord, la compra. Se la vuol segnarà sta signora qualcosa parea. Noi non vogliamo comprare diamanti di Murano. La compatissa, questa non è roba da strapassare. Ma che dite che mi pare un bel matto. Non la maco Non l'aveva mica conosciuto, vede? Padrona, signora Cecilia, la reverisco. Zanetto. Mette via che è roba. Che fa male gli occhi. Cosa fa, signor Zanetto? Stai bene? Signora no, stavo male. Cosa fa? Sono innamorato. Poverasso, e quanto sei? Da stasera in qua. E vi sei innamorato così presto? Soccotto, sbasio, desperato, fuori di me, fuori di sesto, fuori di logo. Non posso più. Se vuoi sapere chi sei che vi fa
un'assassina che mi vuol far morire. Ma così presto? Eh sì, in tu mater d'occhio. Beh, ma se la va a ferio, la va poi guarire. Signora, no, questo è il mio male. Non ha carità, non ha compassione. E compatissa, come mai in tu una sera? Vu non gintrezio. Perdona, mi adopero perché se la potesse aiutare. Oh, amico, se vedesse che tocco. Se poi sapere chi sia. Sì. Che io dirò, ma non gli dica niente a nessuno. A me non parlo. Non che pericolo. Conosce il signor Raimondo Berlingozzi? È il commerciante bolognese. E diga anche sì che è signora Catina Sofia. Ecco la fonte del mio mal crudele! Ecco la piaga! Che ha piegato il cuore! A ride! Non sta a ridere, signora Cecilia, perché queste non sei cose da ridere. Cosa dicevo, vu che sei uomo, Dico così che a me fa peccare e mica pratico qui a casa, so capace di servirla da amico e da canto. Oh, magari, sei benedetto! Ma come sia stata, se puoi sapere? L'ho vista ieri sera a un festino. Sì. Vederla ed amarla fu in un punto solo. L'ho guardata. La m'ha guardata. L'ho salutata. La m'ha salutata. L'ho invitata a ballare. La mare fuda. Da dare fudà. Possibile sta cosa? Dappunto la mare fuda. E se non credete, domandai al signor Borto che c'era presente anche lui. Che c'era anche mio fratello? Sì, e che c'era anche lui. E come che lei è mio amico e l'ha detto a tutti. E non so se di me o di ea, ma si è messi tutti a ridere sganassato. No, senz'altro gli avrà ridesto dea. È quel che dico anche a me. Signor Zanetto, questa è la prima volta che ho l'onore di conoscerla, ma vedo che sei un galantomo che ha della passione e me fa peccare. Vorla che mica procura l'occasione di incontrare signora Catina? Magari. Vorla che a fassa di snarco ea? Oh, magari. Mi impegno che ancuo a fasso di snarco signora Catina. Oh, magari tu va di fuori. E tu? Beh, potete dare sto impegno. Ah, signora sì, e me farà grazia d'essere di compagnia. Oh, sì, sì. Ma mi signora Catina conosco solamente di nome, non l'ho mai vista, in casa sua non sono mai stata e non mi do questa confidenza. Non vuoi mia che andiamo a casa del signor Raimondo? E dove donca? A casa del mio amico, da un certo signor Gasparo Senser. Signor Gasparo, io conosco, è il marito di signora Tonina, so chi è. Giusto io, dunque. Giusto io. E sei amico, onde signor Raimondo. Mi impegno di fare andare un cuo signor Raimondo e Sofia a disnar a casa del signor Gasparo. E che vendemo anche noi, e che signor Zanetto sta garente di signora Catina. Ma come farei a combinare tutte queste cose insieme? Lascia stare, me lascia il pensiero a me. Ma siamo fare a io. Prego di essere della compagnia. Ma sì, andiamo in casa del mio amico e se divertirà. Divertimo se pur. Ma per non dar sospetto a signor Raimondo, Gavarà aveva difficoltà a fare una cosa? Diseme cosa? De passare ea e signor Zanetto per Maria e Muger. Oh, sì, cara ea. Sì. Ma se signor Gasparo e signora Tonina che me conosce ne scoversirà. non si Sapevo che a caso. Piuttosto podaria passare per sua sorella. Sì, cara sorella. No, che se signor Raimondo vede che sei di putti da maritare, se capace mettersi in testa e vuole andare via. Lo spetto di Diana. E ora femo così. Sì. Vestimo Lucietta e femo a passare per sua mujer. Chi sei a Lucietta? La mia serva? Oh, sì, a serva. E se tutta, e se fatta, vago subito da signor Raimondo e dopo da signor Gasparo e mangiaremo, bevaremo, ridaremo e se godaremo. E se divertiremo. Ma mino che so mica andare. Beh, ma pianteremo insieme. Vabbè, ma in maschera non che vuoi di niente? No, per cosa? Vede bene? Così sei in maschera, se sei spenacciai non si può fare buon. Oh sì, Gavera Zon. E ora deve cambiare, poi vieni qua. Vago subito. Signor Lisandro. So già uomo mi, Guarda poi, non mi manchete. Codago una parola a me non manco mai. Patrona Cecilia. La reverisso. Signora Sorella. Buondì. Signora Sorella. Cara Sorella. E adesso? Nessuno mi conosce più. Signor Milord. Signor Milord. Good morning, my librer.
Patrone, rivenita! Patrone, Patron, rivenita! patron. Cosa diseu? Cos che dico che se nadisce un sucaro, un marsapan. E vuoi da seno che femo sta commedia ancuo? Oh, sicuro che vuoi che affemo. Ma cosa dirai, signor Gasparo e signora Tonina? Ma me lascia il pensiero a me. Ella se trova là avanti nona, con signor Milord e se non arriderà ancora, non arriderà mai più. A buon riverirla, signora Cecilia. Ah, che ciassi che avevo da fare. Siamo de carneval, se vero, e godai a parola. Ma a dir la verità, non so mica se che anderò, ma che penserò suso avanti di andare. Hai visto, signor Lisandro? Avevo comprato il buco. Oh, le ho comprate, vai qua, sì, beh. Beh, non me ne intendo mai per bene. Quanto l'avevo pagato? Sti me? 20 ducati? Quanti secchini fai? Oh, sì, Zecchini, manco tu, Che povero mattuffo. Ma se vi dico che non me ne intendo? A forza di parole, ma sai, per 3 secchini? Oh, via, so contento. Ma se puoi sapere chi vuoi fare sto presente? Vi dirò. Mi pararia che a vostra sorella. Ma se vi dirò. Vieni qua, vi voglio domandare un consiglio. Che sei? Se sta qua quell'esempio del signor Zanetti. Oh, caro, se sapessi ieri sera che scene che si è fatto sopra Ma lei. ditto, e così che c'era qua anche quel matarana del signor Lisandro. Signor Zanetto, una contà che si innamorà. E signor Lisandro si è impegnato a farlo disnare, an cui non tarso gli occhi in compagnia di sta somorosa. E vorrà che andasse anche a me. Ma cosa diseo? Lì vi consiglio di non andare. Non è vero, sono anche a me di stessa opinione. Chi sei sta amorosa de Zanetto? La conosceu? Saveu chi chiese? Signora Catina, la figlia del signor Raimondo. Cosa? Signora Catina? Signora Catina, La figlia del signor la Raimondo? figlia del signor Raimondo. E quella dei buco. E via. Come dice che sei amorosa? E sei innamorato ieri sera? Oh, che all'occole sta ridicolo la conversazione. Ma che bel buon don cavù con quella puta? Vi dirò, signor Lisandro, vuoi farlo disnare con sta puta? Sì, ben, posso pare in casa del signor Gasparo Senser e voleva che andasse anche a me. Ma a me non andarò. Demo che venga roba. No, non mi conviene a me. Ecco che su me, signora, sì. Ma vi conosce, signor Raimondo? E mi conosce, ma non sa che passa tra me e la puta. E che intenzione che avevo? Vi dirò, mia figlia soia, suo padre è un uomo ricco e... Perché non vi ha fatto domandare? Perché prima voglio sapere se la me vuol bene. Oh, non sapete se l'avevo il bene e che vuoi dare il buco, E ieri sera che ne ha rotto uno il festino. A voi provate a dargli e se la le toglie. Sarà segno che la me vuol bene. Ma come vuoi che toga il buco e cosa dirà ve so pare? Oh, santo, non la savara vedere che qualche santo è che è. Oh, senti, vuoi che vi dica in testi potacci mi non che voglio entrare. Cara sorella, andiamo. No, signor no. Guardasse il caso, se l'accidente poteva essermi più favorevole, cercavo un'occasione per poter parlare e a me capita, e non è che me la lascia scappare. Dai che vu. Cara sorella, vieni a casa. Ma signor Lisandro ha detto che se signor Raimondo vede che siete dei puti da maridare e se metterà in sospetto e vorrà andare via. Zanetto, non è lo da maritare. Avevamo detto di vestire Lucietta e fingerla la sua moglie. Cara, questa è la mia moderna. E via, matto. Cara vu, cara figlia, cara ti. Senti, per fare sto servizio venirò, ma abbia prudenza, non mi fai scene e non mi fai Ma smattare. cosa so io un puteo? E buco e non che stai a dar. Tolè, Dai qua, dai che vu. dai qua. No, che da Roma. Sangue di Diana un culo, chi me par che tutto il mondo sia mio. Putti senza giudizio. E poi dopo 3D non sei più quea. Rosa! Rosa! Signora? L'avevo visto mio marito stamattina. No, signora, che non l'ho visto. Sei fuori di casa, signor Gasparo. Oh, signor Gasparo. C'è bisogno che sa che dice signor Gasparo. Se che dice il patron? Signora, sì, la garazon. Zio fuori di casa e il patron. Signora sì. Sale va su stamattina e andava via che non avevo neanche sentito. Caspita, bisogna ben che la dormisse pulito. Bisogna. Si sapeva già sera
Non ho fatto ora mettere la testa sul cabeçal, messo subito indormessato. Cos'è che il cuore contento se dorme bene. Sì, sono contenta, è vero, ma anche amico dei cattive giornate. Ma cara, cos'è che manca? Non mi manca niente. Stavo sempre col batticuore. E cosa? Non vedi che c'è sempre la torsione. Va per i suoi interessi, cara. Ma Ignacio cosa ha messo a fare il senserva? Ma cara signora patrona, non sia stata io che vi ha fatto avere sta carica di senser. Cosa potevo sapermi? Che per fare sto mestiere sapesse da levare a Alba a venire a casa a mangiare un boccone strangolone e dopo piantarmi qua via negra notte. Ma manco a sera viene qua e sta qua quella. Sì, non che mancherà, altro che non mi dice neanche a sera. Quanti che ne? Quanti che ne? Quanti che ne? A me, a sa dire. E io non ga così. Sì, è vero. Non gioca. Ma sì, per conto di qui, poi non segna neanche le carte. E noi ga pratiche se la me intende. In conto di qui io poi non so niente. Ga qualche sospetto? Sono un tocco di tempo che ho sto bain pa la testa. Giovani qui si è messo il tabaro e il capeo, vate a pesca dove chi va. Vabbè, con la ga altro sospetto che questo. E che altro sospetto volevo che gabbia? E cosa vuol dire che sappia mi? Credeva che sapesse qualcosa? Se sapesse qualcosa, se fosse sicura di niente, poveretto io che guarda bene, che l'ara dritto perché Sofia di mia sorella mare mi... Vede, cara signora patrona, me compatissa. E a se scalda per niente. No, niente ste cose sono delicate, cara. E ha ragione, per questo ha ragione. Ma me compatissa, se è il ben che mi fa parlare. E mi sa il ben che delle volte mi fa andare in colera con mio marito. Qualche volta a dise. Via, signora dottora. Cosa vorresti dire? Chi vi sente voi parlare che fosse una stramba? Non parlo altro. Ma Mario moglie se si cria, se si cava gli occhi e poi si fa pace e si finia. Se a fusse finia. Signora, che sono stufa? Ese è il più buon uomo del mondo. E lo fa desperare. Signora, cosa dice? No, dicevo di queste case che non so buona qua coi ponti. Ecco, non vorrei che avessi troppe buone mani. E a casa che mi pare che sia io. Da che banda? Questa banda di qua con noi sente fare scala. Puito. Me ne contento. E se torna un'ora discreta. A Versighe. Non vanno da chiave. Non importa, avevo paura di incomodarlo. A Versighe no. Cara signora, non vado in cola. Sei proprio impastata di bene. Ha ragione Pulia, ma non posso far de manco. E così se io. Signora sì, sono me. Buondì, signor. Buondì, dove si sta fino adesso? Sì, adesso non segna ancora 17 ore. Dico fino adesso perché sei andata via stamattina che ancora dormiva Cara e figlia, non l'ho più vista. su sta via per i interessi. E per cosa non mi aver dismissiato? Perché vi volesto lasciare dormire? Andea, che sei un tocco di barone. Poverassa, un'altra volta non lo farò più. Via, da lavorare in cucina. Sì, signora. E la dica, signor patrone. Cosa che sei? Non l'ha neanche mandata a spesa stamattina. Dai, non stai a cercare altro. Appunto, non volevo che disnevo un po'. Vi dirò, ho trovato mio compare Bernardino, che siete io di bolognesi che hanno una partita di cane e vuoi esitare, e mi ha scelto per sensere, e ancora bisogna che vada a disnare da io. Ma cosa vuoi dire? Perché ha delle altre cose da fare e destinare quell'ora per sto negozio. E voi avete detto di sì, che andare. Cosa volevo che faccia? Volevo che gli dica di no. E mi corro in casa che fa una bestia. Vi dirò. Ande per i vostri interessi e assieme qua. Cosa diavolo che avevo stamattina? Niente. Sei in collera perché non vado a smiziare? Andevi a divertirti e assieme qua. Ma vi dirò se me la sarei dire. Se devoto un mese che vostra madre mi prega che avesse andare un giorno da ella. L'ho promesso, go da parola e ancora mi aspetta. Ancora mi aspetta. Sì, ora sì, ancora. E quando l'avevo vista mia madre? Stamattina? Sei stata io dunque. Sono stata io sicuro. Ho capito. Cosa? Ho capito. Cosa mo? Accordi fatti. Perché mi vaga da mia madre e vu dove che vuoi. Tonina, guarda, in verità qualche volta se bea, guarda. Beh, oh brutta, se avevi intenzione di trattarmi così, potevi alzarmi dove che c'era che stava bene. Ma con che fondamento vengono fuori queste freddure? Ma giusto per questo, a un cuo da mia madre non che voglio andare.
E sì, bisognerà che andè. Oh, bisognerà che vada. Mi crederà proprio di sì. E per che ragione? Vi dirò, figlia mia, perché aspetta? Perché vado a far vedere a te che vorrei comprare. Perché ho promesso che andrei e perché sono un pochetto patron di dire che voglio che andai. Potenza di Diana di Dia. Sito, Riosa! Signor? Riosa, portai la veste agenda alla vostra padrona. Sì, per vorla. Vi dico così. Sito, ma sì, ordinario andiamo. Se scominciasse a fare un pochino da uomo, sì che le cose andrebbero bene. E così, signor, ancora sa figa in testa che vada a disnare da mia madre. Cara Metonina, se vi voglio bene, se vi amo, se vi rispetto, ma qualche volta ricordatevi che sono vostro marito. Qualche volta. Io ricordo anche troppo. E se non vi volesse bene. Dai, via, figlia, ti sa che ti voglio bene. Quanti che ne avevi io del mese ancora? 5, figlia mia. E di che mese sei mia? De febbraio. Ben. Sto giorno mi ricorderò. Perché non vuole smisiare stamattina? No, signor, no. E a veda, patron, perché anch'io per la prima volta e mi ha detto voglio. Adesso ho capito, e voi che sei una brava mujer per far contento il vostro marito, andare da vostra signora Mare senza nessuna difficoltà. Sì, che andrò perché sono una buona minciona. Oh, dice che andrei perché mi vuoi bene, dai. Te voglio bene, ma Che signor... andrei o non che andrei? Non ho detto che andrò. Sia ringrazia il cielo. Non so se io che è lì. È lunario. E cosa segneo? È il primo giorno che aveva fatto a mio modo. La toga è sentata. Via qua, signora, dammi qua. Ma Diana cosa ga con me? Tonina, Cosa che è? via, sei buona figlia mia, andiamo, Si poteva sapere perché ancora mi vuoi ficcare da mia mare. Non ve l'ho già dita, le ragioni. E non si poteva fare un altro giorno. Vede, ho visto che mi vuol disnar da mio compare. Andai la vostra signora Mare. E così se sparagno un disnar, cosa dici tu, Riosa? Mi dico che il garazon. Via, signora, deve fare ciarde strighere che venire con me. Signora sì. Mi fa presto. Non capite bisogno del compasso mi per vedere se il becco del centase è a mesaria. Io non volia che sparagnessi in casa e che andassi a spenderli fuori di casa. Mi aspetta di fuori da casa. Ah, mi conosce, ma da quando sono maritato non paga un caffè chi se sia, sono galantomo, non voglio dare niente a nessuno ed è il mio, nessuno che ne mangia. Voglio godermi quel pochetto che ho qua a me pase e qua a me cara mujer. Sì, è la vostra cara Non è moglie. forse vero? Non vi ricordate cosa che mi avete detto? Cosa ho già detto? Via, va, andiamo con voi. Sono qua con la comanda. Andai pure, mi bisogna che resta. Neanche accompagnarmi non vuoi venire. Aspetto il mio compare Bernardino che mi ha da venire a levarno, Aspetteo vostro compare Bernardin o signora comare Bernardino. Cosa diavolo dicevo? Signor Gasparo se me ne incorso. Via, butte a monte sti puttellesi, sono un uomo, sono marità e non tengo ste frascherie. Deve venire a levarne anche. Ma sì, subito che mo destrigare venirò a Torve, va bene? Beh, no. Riosa, la chiave del sagliauro, dove sei? Mi sei là sul tavolino. E cosa che avevo bisogno di chiave? Non venirò già a levare. Se saresti capace di farmi star là fia negra notte e mia casa mia ho da fare e vuoi venire come pare piace. Signora no, aspetteme. E se non venissi? Aspetteme a se a che chiave. Ma non avevi la vostra. Signora sì, ma voglio avere sto gusto di venirvi a trovare. Beh, vi aspetterò. No, signora no, so chi sei capace di venire via. Voglio essere sicuro di trovarvi a vostra signora Maria, se so che chiave. Ma te, via, sei diventato un satiro, una carogna, non mi riconosco nemmeno più. E andiamo via con questa. Se non mi potessi offrire, disemio, Via amata. non mi avevo neanche trovato intungato. E tutte ste cose perché sono una via senza dismissiata. Perché? Perché non mi vuoi bene. Ma dammi qua, santa. Sì, cosa sono giù una gatta, mi. 5 e 5 10. E l'amore? Non che vado. E l'amore vivasoso per i calcagni. Muso d'oro. Tocco de baron, stasera a fare i conti. Che sto me che sì, non posso proprio soffrire. Che voglio ben che l'adoro a culia. Ma sola che pie che assopera. Lavorava il mondo al suo modo e mi lavorava un pochetto al mio.
vedo che quel buono non si fa niente, bisogna provare un pochetto quei cattive. Non si usa, l'agapparsi un pochetto garba, la si userà, la farà a mio modo. Lo voleste essere anche delle chiavi, le cose da niente, Ma se meglio usare queste cose piccole per non venire al caso di cose di conseguenze. I batte. Sarebbe bello che fosse anche a tornarsi in brio. Se vuoi compare Alessandro. Caro compare Gasparo, come stai? Stai bene? Ah, benon, che buon vento vi mena da queste nostre bande. Amicizia vera, amicizia vecchia del cuore. Ah, sono grato del vostro buon amore. Cosa feo della vostra vita? Non se ne vede più, una volta venivi qualche mezz'oretta al caffè, qualche sera al casin, adesso non se ne vede più. Ho tirato la gomma intera, ho finito. Per cosa? Perché sei marità. Se può essere marità ed è ave marità e vedere i suoi buoni amici. Vuoi compare fai un mestiere che ha bisogno di amicizie, di conoscenze, di protezione. Di queste per grazia del cielo non me ne manca, delle faccende che no, insomma, dai che non mi posso descontentare, no? Quanto sei che non vedessi io Raimondo? L'ho visto ieri a Rialto. A Rialto? E non vi ha detto niente? Niente. Queo vedeo, queo sei un uomo da farghene capitale. Ah sì, in quanto a questo va ragione, che il poco che go vado lo riconosco da io e non finirò mai di pagare le mie obbligazioni. Beh, vi dirò che capisco che il gade amor per voi. Go capio da quello che il gadito, che il gade amor per voi. E cosa ve lo dire? Mi dispiace, ma mi obbliga espressamente di non dirvi niente, di non parlare. Beh, caro vecchio, se non potete parlare non so cosa dire. Ma mica sono vostro amico, non posso tasar. Se ne sei amico per me, no? Sì, ma non dice niente che sia sta mia a dirvi, ovvero? Ma vi prometto che non dirò niente, che non parlerò. Ancuo, signor Raimondo, e vuoi venire qua da voi a farvene improvvisata. Una improvvisata de cosa? E vuoi venire qua, lui e Sofia, signora Catina, a disnare da voi qua stamattina. Ma se ho visto ieri e non mi ha detto niente. Se ve l'avesse detto non sarebbe più una improvvisata, no? Me l'ha detto, ma mi ha detto che non vi dica niente, sì, per non mettervi in suggestione. Mica so vostro amico, o pensa bene di venirvi ad avvisare, Ho già fatto bene. Ve l'ha detto a voi che vuol venire. Mi ha detto, ma ripeto, non il vuoi che vi dica niente, e ora ho detto, beh, se meglio darglielo dire intanto. Immagino che sarei anche avuti a compagnia. E non vuoi, a mezzodì mi aspetta, monteremo in gondola e veniremo insieme. Mi dispiace solamente di una cosa, Che se mo? che anch'io sono impegnato a snare fuori da casa. Oh, vedeo, queste sono quelle cose che fa perdere gli amici, che si fa trattare da spiossa e da uomo che non ha cuore. Compatime, compare, se l'amicizia che mi fa parlare così, cosa vuoi che dica, signor Raimondo? Col savare. Ma cosa vuoi che dica, su puta che ha tanta voglia di stare un giorno con signora Tonina? Cioè, andare da lei a quanto che No, qua in casa vostra, da voi, in casa vostra. Allora compare, vi dico che sono impegnato e vi dirò anche con chi, da mio compare Bernardino. Beh, se sei impegnato e ne vuoi poter spegnare, avvisa vostra moglie chi riseva ea. Mia moglie, si è andata in snare da somare. Via, caba, invenzione, vergogneve, un uomo della vostra sorte. E io che se dà la gata, non imparò, non guardate, ma signor di verità, ho da darla a levare, ma sa anche a ciao, sa ora, Vi dirò, compare, che mi dispiace assai. Mi dispiace anche a me, ma farà anche uno che sia remedio. E vuol far che non sta mai grazia a signor Raimondo, al quale aveva tante obbligazioni. Andrò subito a trovarlo che farò i miei scusi. No, stai qua, non stai andando a far ciacque e a far calmetore in urta e gadito che non vi dica niente e da essere così. Ma volevo che venga che non mi trovo. Ma lascia stare, che dirò che ho savesto che si da fuori di casa a disnare. Bravo, vi ha solo incomodo a voi. Ma fa molto male, compare, fa molto male. Mi dispiace, ma non che sia rimedio. Mi pare che mi batte. Chi batte? Gaia do porte a vostra Sì, casa. si va fuori anche a parte, sarà senz'altro il mio compare che mi manda a chiamare. Allora, a parte se vi potete spegnare, vi dici che se vi potete spegnare. Mi farò il possibile, ma ho paura di non poter. Ma provai, compare, provai! Scommetto che non si impegna niente affatto, che se che fosse se potrebbe spegnare. Ma che ho fa? Pa spiorseria. Ma già era sta dito che già era diventata una caia.
ma non credeva così tanto, to e Suso. Avevo immaginato più bella giornata di sto mondo e sto spiorsa mi fa perdere sta buona occasione. Sa sapesse come fare a vendicarmi. Ma sitto che mi viene un pensiero. E mi ha detto che questa sia la chiave del saggiaoro e se la fasse sparire, sì, ma se dopo il torna e non la trova, e Diana, vedemo è mia. Oe, che poca differenza, scambiamo subito. Se a me va bene, ad essere la più bella giornata di sto mondo, guarda. Non è rimedio, non è rimedio. Ve l'ho detto mio compare che mi manda a E casa. non potevi dirgli che para un culo e vede spegnasse. No, è po' come volevo che faccia a sta ora per iniziare un discorso. Ma per tardi, non sei tardi, che avevo l'osteria qua attaccata. Su dunque, lei dal signor Raimondo, lei. Adesso mi pare che mi vuoi cassar via. Se che mio compare mi aspetta, Va bene, compare, andeo per de A o per de qua. Voi parte là e mi parte qua. Arrivederci, Arrivederci. compare, arrivederci. Mi spiace per signor Raimondo, in verità non voleva fare sto onore che si obbliga, ma quando che saprà che sono impegnato per un interesse che poi portarti il profitto, sono sicuro che, anzi, cavalcaro, e me lo darà. Andiamo dai, che dire quel che cosa, signor Lisandro, se mio compare mi manda a chiamare buon'ora, vuol dire che il bosco mi sia subito a parlare. Con gusto, così darò prima a levar Tonina. Oggi ho la mia chiave, sì. Visto che la Ghesè, è meglio che tolga anche a questa. Tanto non si sa mai, delle volte se ne può perdervene una. E ma vuoi sto avanti che vaga via, mi sto già sa quel che basta su che a porta. E sto garzon che non arriva, e sì, dico, è osteria, è se qua attaccata. Chiave. Dove sia la mia chiave? Che l'abbia portata via senza badare? Di sicuro bisogna che l'abbia portata via. Signor padrone? Avanti! Ah, sì. Vieni avanti, caro Tito, non è nessuno. L'osto si avvisa, vieni, io in persona. Gastudito qua, a casa del signor Gasparo. Sì, qua da signor Gaspar. Aspetta, caro Tito, che non trovo sta maledetta chiave, di sicuro bisogna che l'abbia portata via. Non che c'è più. Pazienza, stasera farò versare da un favolo e domani mattina farò muare a serradura. Vada a, caro Tito, va in cucina, fa del fuoco e impissa il tineo, avanti. Non so pratico di sta casa. Te vedi dentro che a porta e te trova da tutto, no? Se non che se fuoco. Batti io! Ma se non che se la È il sai. diavolo che te porta tutte le difficoltà. Ancora qua ti sei. Oh, caro Paron, noi avevamo bisogno di tu presto, subito e non badai a bessi. Dove comandi? Per quanti? Dunque, 2, 4 e 2, 6, 7, parsieo 7 persone. E vieni da me o vuoi venire qua? No, qua in casa del signor Gasparo. Conosceo il signor Gasparo Senser? Conosco di vista, so che sei una persona civile, ma non mi ha mai fatto onore di spendere un soldo nella mia osteria. Beh, caro, tutte le cose che sono principio e principierà anch'uo. Non che sei in casa, signor Gasparo. No, è una casa mista incombenza. Ma perdoni, Sì. è una sua rivelita persona? Mi so soffradeo. Me ne consumo infinitamente. La perdoni, la Sì. richiede, la pagherai. Pagherà mio fradeo. Che avevo qualche difficoltà. Niente affatto, la vedrà che avrò ambizione di servirla. Quanti piatti comandi? Caro mio fradeo, nelle occasioni importanti non si fa guardare Dio. Tratteo ben e non pensai a niente. Per esempio, 100 risi con acquageta, Sicuro? un buon pezzo di trionfa dell'aiso tiro, Magari. un capone impastato col balsamo del Perù, Anche con quello di America come che vuoi. un fracassè all'ultima moda. Viva la moda! Ma che raccomando il piatto, eh? È il piatto. Sì, perché mi impegno che a mangiare anche il piatto. Ah, adesso ho capito, compatì. So cortesano che arrivava. La Tesini, certo. Sicuro quei. Figate a vedere? Magari. Guarda che fa un contrabbando. Che siamo? Che dà con una lingua de manso salmistrava con le mie. Bravo, Paron. Me lo sentirà che roba. Altro che cai il fusello. Cosa vorla de rosto? De rosto. Diseme cosche gavè.
tutto quel che ha voglia. L'onsa, straculo, cinghiale, lievro, agneo, cavretto, poiastri, dinti, caponi, annare, quagge, gainasse, beccanotti, perlisi, franquini, fagiani, beccafighi, tutto quel che ha voglia. Tutta sta roba, vabbè. La comandi in Arabia ti molta niente. Se ma Venezia sai, non che nasce niente e che siete tutto, tutte le ore. E un battadoccio si trova tutto quel che ha voglia. La comandi. Mi ha confusa, mi ha dita tanta di che roba che mi aveva confusa la fantasia. Faremo così. Sì. Una lonza, siega in asse e dopo astrei. Sì, ben. Forza una torta. Evviva la torta! Una crema di cioccolata. Ah, sicuro, è cioccolata. E ostraghe che ne vuoi? Anche le ostreghe. Che vorria sottar tu fueta maligna. E che signor Gasparo se fa onor. E non si dubita che sei in buone mani. Me pare anche a me. Cosa vola per il dessert? Oh, se uomo capace, fai tutto quel che vuoi. Ma se lascia servire non gabbia travaggio di niente. Ma diseme, caro paron. Fare un menico per servirla. Caro paron Menego, ma sto disnar che me avevi esibito non c'è mica un disnar da osteria. Bravo, ha ragione, ma io non sa che dopo do cosine, do capitoghe, do caneve, do botteghe, mica da rotta sempre se a voglia. Sì. Ma come si ha 10 soldi a testa fino ad arrivare a 10 sechini si comanda. Lo capio, ma compatì caro, vorrà fargli apportare, ma non vorrei neanche rovinarlo, signor Gasparo. Ma caro paron Menego, ma diseme, appressa poco, cosa ne farei spendere per sto nostro disnar? E il vino, lo porti in ordine. No, voi che avete a portare tutto, pan, vin, biancheria, posate, frutta, tutto quel che voglio. Senta, come avevo un disnar da far solo, ho tutto quel che sa dito. Manco dei 2 sechini a testa mi non la posso servire. Mi dispiace, compare, ma mio fratello sta spesa non la può fare. Un zecchino a testa e neanche un besso di più. Passieo 7 zecchini a se può far portare. Mi servirò quel prezzo che accomanda. Sì. Sa, e tartuffe, con sti stirocchi e Sì, sepatieri. è vero. Le ostreghe, chi è che piace, chi non è che piace. Sì. Mesa gainasa, parovo, mica da mangiare, quanto vuoi? Caro paron, fermate, non andare avanti altro adesso, Cosa vorrà per il dessert? Fai quello che vuoi, non mi interessa, fai quello che vuoi. La se lascia servire e una gabbia a travaglio E presto, e un battardoccio. subito. La lascia non sarà solo. E pan. Pan da Marocco? Vin. Vin da Vicenza? Bravo, paron Menego. Sarà contenta di... E signor Gasparo pagherà. Guarda, chissà che si poteva mettere in testa una roba simile. Mi invento di fare una ciassata per ridere del signor Zanetto e trovo che il signor Bordo si innamora sul serio di signora Catina. E la cosa si fa quasi seria e mi dispiace di avermi impegnato. Ma ormai che so, il disnar se ordina, signor Raimondo se invita. Pazienza, semo de carneval, ridaremo, se divertiremo a spalle di quella caia del signor Gasparo. E gli era in obbligo di avvisare sua moglie. Buon viaggio! Chi sei? Ai suoi mandi si Sì, cosa qua? E ora mettete tutta la roba là in calda in cucina, preparate che se fuoco, che se fornei, che se carbone, che se di tutto, mettete e preparate a to in tineo e diseghe e putti tutto quello che ha da fare. E saremo pronti, vi chiameremo per mettere su i risi. Mi impegno che... E il piatto. Bravo! Bravo, Paolo, bravo. E il signor Gasparo si divertirà. Piuttosto, questa roba che mi intriga, non so dove metterla, non vorrei perdere qualcosa. Vediamo. La metterò qua su sta cassapanca. Poi Dio, non mi ha smentegato mia, non sarà mia così storno. Mi ricorderò. I batte ancora. Chi sei? Oh, caro signor Raimondo! Cara signora Vieni avanti, Catina. va bene. Ma se comoda, vieni avanti, non sa quanta soddisfazione che avrà signor Gasparo e signora Tonina. Ma dov'è il mio caro Abingo? Gli dirò, signor Gasparo e signora Tonina, ise fuori per una far de gran premura, ma in gassa mi per riservarli, per fargli compagnia. Ma se comoda, vieni avanti, se resta servite. Sarai un pezzo a venire
venire. Oh, su qua, se mi venirà, costerà l'ordine e andremo a toia senza di loro. Oh, ma signor, no, non si va a tavola senza di loro. Non è vero? Se che andaremo e come che andaremo. Come mai, signora Catina, ancora non si venuto in maschera? Perché in maschera? Siamo venuti in barca, sono venuti così come che stavo per casa. Esatto, signora Tonina, non ho suggestione. Che assicuro che si vestia pulitissimo, che non che manca niente. Non mi fa da ridere la mia bambina. Cosa? Cosa che faccio da ridere? Anche lei ha preso st'usanza. L'ha sempre in testa di dire che l'è vestita come che la va per casa. Oh, Guarda, guarda no. che gran cose. Cosa sia sto strasso di Avete abito? sentito? Sì. Like dis un strass. Ma guarda te. Ah, No, oggi che assicuro, per esempio. che assicuro, signor Raimondo, che si vestia Sì, pulitissimo. sì, ma non c'era bisogno, per esempio, di mettersi questo abitino per venire a mangiare con della gente in confidenza. Lo sa, e io vorrei sempre che andasse con Fana Massera. Oh, ragazza. Beh, che dirò che ancora non l'ha fatto mal a vestirsi così, perché a disnar che sarà qualche Come? Ma non ce l'avevate detta sta cosa? signor Raimondo. Mi dà paura che gente me magna. No. Se sapeva così, mica ci venivo io, eh? Signor Raimondo. A voi che dica che la mifiola, vero? L'ha pur portata gersera a un festin, Ah, è vera, ma è stata mia cognata che mi ha fatto sta basciotta. Ci ha invitato a mangiare una torta alla bolognese e non c'era nessuno. A 2, 3, a 4 e riempì la caia e ha fatto una festa da ballo. Oh, la guarda che gran cose, non mai un fiato di divertimento. Ragazza, va là. Ma chi è sta gente che deve venire? Oh, che dirò, tutta gente propria, civil, tutti mario e mujer, e vedrà anche dos giovani, tutti do maridai. Quando è così non c'è niente di male. Oh, sì, una gran cosa di io che ha sempre da pensare al male. Fraschetta, ma chi è sta gente? Che dirò, vedete bene, signor Gasparo fa ser, tutta gente de rango, tutta gente a posto. E uno è un certo signor Zanetto Biguini. Quel matto! Se matta, ma che magazzini, e che credito, Sì, e che è vessi. Per esempio, se maridà. Signora sì, e a vedere anche sua mujer. Oh, che te gusta, che mai sei chiamata che lo gatto? Per i bessi, figlia mia, per i bessi. Guarda che sporco, il gestore me fava il grazioso, manco mal che non che goba da perché il me fava slow. E dopo un certo signor Borto Parigini. Signor Bortoetto? Signor Bortolo lo conosco, Sì. ma non ho mai saputo che fosse sposato. Oh no, signor Raimondo, dove venirà anche lui con sua mujer. Non ho mai Oh, sentito. poveretta mia, anche io se maridà, gran busiari sti uomini. Lo conosco, so che fa di buoni affari, so piacere di stare in compagnia. Certo, Signor sì, padre, sì. signor Cosa padre, c'è? vedo che signor Gasparo e signora Tonina mi vennero, un cui gamerà da fare. Sarebbe meglio se tornessimo a casa, veniremo piuttosto un altro giorno. Cosa dici? Cosa Oh, pazienza. dice, signora Catina? Poco, tutta sta gente, sa che mi non so usa. Ma ci sono uomini e donne sposate. Appunto, signor Raimondo. Quando è così si può fare, Sì, Verità, mi sento una certa cosa. Che cosa ti capita? Mi pare che mi venga male. No, siediti. Andiamo via, caro, e andiamo via. Vuoi una squaia de brodo? Signor no, grazie. Se proprio è così, ce ne andiamo. Signor Raimondo, ma vorrei fare questo affronto al signor Gasparo e alla signora Tonina. Andiamo via, caro, e... Capisco, è ragione, è tardi e cosa fai questi che noi vieni? Faremo così, so dove chise poco lontano, vinto un salto vago e vegno. Io, signor Raimondo, se venirà sta altra gente, la prego di riservarli e cosa dite? Ma vinto un salto vago e vegno, a buoni verirli. Andrò a vedere in cucina cosa ci devo fare. Non credeva mai che signor Borto fosse maridà. Animo, su, allegra. Che dico che mi sento poco ben. Ma non ci avrai il busto troppo stretto? Vuoi che te lo slazzi? Guarda se somoia. Vuoi mangiare qualcosa? Mese passata la fame. Oh, l'ho capita. Perché non ha fatto colazione stamattina? Perché non ho avuto tempo. Oh, quel spec, quel maledetto spec.
3 ore d'orologio ci sei state davanti e fai e disfa e tira i capelli di qua e tira i capelli di là e questo orecchino che non corrisponde a quell'altro, quella bandetta a che vuol tutta una mattina per sto bel così. Perché non mi trovi una parrucchiera? Avevo trovato una donna, non l'avete voluta. Signor no, le donne non so far bene, faccio mezzo mi. Ragazza, Andiamo conosca. via, caro io, andiamo via. Senti, ecco, battono, non c'è la serva, non c'è nessuno. E va bene, aprirò io. Guardasse che avesse teso che il baron andarmi a dire che il genere da maritare, manco mal che non avevo mai detto de voler che ben. Ma che venghino, che si accomodino. Servitore bellissima, mio caro patrono. Buongiorno, è la sua signora questa? Che facilissima reverenza. Gatto mio ben stanotte. Sa destra casta e a me? Benissimo per servirla. Sai, signate mi? Guarda che se empiessi. Ma pianta qua, e cosa vuoi visto che te venisse sempre parla? E lei la consorte del signor Bortalo? Per servirla. C'ho proprio piacere di mangiare con lei. È una fortuna per me questa, aver l'onore di snare con ea. E con la degnissima Sossia Poco de buon, ma il gnasso quando che lo go conosciuto. Ma via, figlia mia, rispondete con poca buona grazia. L'ho salutato, ho fatto il mio debito e sa che mi non si usa far tante cerimonie. sia mai Dio sto mi tocchi a credere che sia vanità. E questa signora? Signora Cecilia, consorte di Signor Bortolo. E quest'altra signora? La consorte di Signor Zanetto. Me ne consolo infinitamente di fare la sua conoscenza. E anche con lei mi complimenta, vero? Sì, grazie. Non creda niente. So diavolo dice, o mi non capisco. Ma di profilo questi due parmi che si somiglino. Oh. Ma di grazia, è un bel pezzo che maritata. Mi, signor? Sì. Chi è signora Gasparina? Gasparina. Gasparina. Che dica quanto sei che sei maritata? Curiosità. Non so, 3 anni? 4 anni. Oh, Non so niente. Ma come non sa? Ma c'ha dei bambini? Oh, giusto. Che duro costia. Oh, che bella coppia dal giorno d'oggi. Sono mica marità, sai? E anche a me. Quella se le sorelle. E come siamo sera? Matti maledetti tutti noi. E cosa siete, signor Gasparo e di signora Tonina che non si vede? Noi che sei, ma adesso venirà, se tardi, ma non importa. Non siamo in compagnia. Non sei E a consorte del signor Bortolo. Non sei mica vero? No, sono sorella. Non sono tanto da vedere di conoscerla. E st'altra signora? A consorte del signor Zanetto. Signora sì, grazie. Mi non vuoi basarla a massera? Le conosce? Bisogna che qui matti che abbia scoperto. Ma perché? Gli hai fatto quello sgarbo? Perché la gamala alla bocca è... Oh, cara la signora delicatezza. Oh, patroni di deliti, patroni! Vieni o non vieni? Venirà! Dove cazzo sei finita stamattina? E dirò, signor Gasparo, sei a casa del signor Bernardini per un affare di gran premura. E che sei di commercianti bolognesi che gada il cane lo vola riconosco, via. sì. E sti commercianti che ha bisogno di soldi e pertanto che ha detto perché dove sei che andiamo a trovarli, dove sei che andiamo a trovare Ci vogliono dei soldi signora Tonina se una donetta che va a 1 milione sti mercanti bolognesi che gasto cane da via e che ha bisogno di 2 o 3 mila ducati a mano e signora Tonina finché suo marito contratta se cacava esoge e a se andare in cerca di bessi Ma che spettacolo! sì. Ma ce li davo io se me li domandava, senza un interesse al mondo! Signor Raimondo Ma in sostanza, venirai o non venirai? venirà Sentiamo se a te che venirà. Ma cosa dice, signor Zanetto? Ma le sembra una bella creanza? E la Senza i creanza, padroni? sì, bella e buona. Certo. Ma mica una fame che non che vedo. il negozio va lungo e solo Dio sa quando chi venirà Non mi devoto, c'ha sue valute. Ma cosa ha detto, signor Gasparo? signor Gasparo che è il maggior travaggio di questo mondo ma sa che ha da fare con la gente che vuol bene e che non vorrà farghe perdere sta buona occasione e pertanto gli invita e gli supplica di sentarsi a toia de principiare Se non vengono i padroni non ci sediamo. Non mi venirà. Se loro vogliono andare che vadino pure, ma io e la mia figliola non ci andiamo. Vero Caterina? Signore, in Andiamo. verità che ho fame, non ho gambe da fare le scale. Ma hai pur detto che t'era pesata la fame? No, la mese è tornata.
Come mai? È un po' Ma così. Remo, Sio Raimondo, chi venirà? Non puoi far fare una cosa. Fatela bene! Non mi va bene! Andiamo io sti buffi. Ah sì, ma tutti? Mica i giovani che dico tutti, In questo caso allora andiamo. Via, signora Novissa, me favorissama. Non vi sai toccani. Cosa pagheresti che fosse a verità, eh? Comunque esempio, no, vede. Mi piuttosto. Neanche agave troppe cavae. Non conosce il buon fia mia. Via, me favorissama, permette che abbia l'onore di servirla. Dove me vuoi? Toia. Ah, toia, mi no, pare. E per cosa? Figurarsi se mi vai di sentata a toia con i paroni. Beh, come ora Dio Sì, permette. no, me vergogno. E dove vuole andare? In cucina? Mi pare c'ha piuttosto qua su E dunque. a vegna con me, a vegna che sei divertire, Andrea. Avanti caro Dio, mettile a tutto ne ha credenza in Pineo, piatti, posate, biancheria, tutto quello che sei che dopo te venirei attorno, va bene? Sente, e il garzon torna adesso da casa del signor Bernardini, dice in peccaor del negozio, conta i bessi, ma dice così il signor Gasparo domanda mia perdoni che parancuono e poi proprio non venire. Non è vero, Tofolo? Ah, sì, tale quale. E ti vada, se te vedi venire da lontano, signor Gasparo e signora Tonina, avvisami, avanti, avanti. Sì, non sei in dubbio. Ricordate, mica da fare 3 o 4 viaggi su Sky non vorrei mai chi si incontrasse. E così come va? Ah, tolto il buco, Non vuoi? Oh, me ne consolo. E vuol bene, casa mia? Non avresti che la faccio a domandare. Cosa dicevo? Oh, sì, bene, mi pare che ho merita. E a me piace anche a me e sono contenta. Se mi permette. Oh, non la si incomoda. Sangue di me. Signor Alessandro? Ma comandi? Ma petra Dio. Per cosa? Sono giustamente, signora Catina, dove? Signor no, con questa. La vuole finire E una se ne volta? sta. Ma cos'è che bananai? Via, signor, porta rispetto a vostra moglie. Pazienza, figliastro di snar. E cosa fai? Uno beve il caffè? A me caffè? Perché non che deo il caffè a sta signora? No agenavo questo. E via, Degio, che ho bevarà. Vola, signora Lucietta. Ti la conosci? Non vola. Si sa, non dir niente. Me lo parlo. E non ridere che te trago una tassa in tel muso. Tu e a tassa. Puito, signora Lucietta. Se sapessi sono propriamente in gioia. E il caffè lo paghi a... Pagherà signor Gasparo. Ah, non quell'altro. Dunque, signori miei, se non c'è altro, io e la mia bambina ce ne andiamo. Andiamo. Se mi permette, per l'onore di servirla. Oh, non la si incomoda. La daga la mano a sua moglie che la farà meglio. Bravo, la mia Mia bambina. moglie. Bravo, vieni. Animo, signor, siamo venuti insieme, andiamo via insieme, non che se altri discorsi. Basta, avrò l'onore di servirla. Ma che non si incomodi. Vieni qua, bambina. Come? Non la me vuole? Un uomo della mia sorte? Cosa che io ho fatto? Servitor suo, andiamo. Grazie del pensiero. Sangue di me, ha visto affronto? Sei matto? Ah, e ringraziate il signor Gasparo e salutatelo da parte nostra. Arrivederci. Servo di non... Rivederla, signor Raimondo, rivederla. Che avete tanto giudizio che fa un gatto. Se è vero, mi non ho giudizio. Sapevo che è giudizio? Sto signor qua. Mi? E per cosa? Credevo che non abbia visto che aveva fatto il cartico che ha tutta. Mi? Vinga a me, compare. E per farmi smatare mi va a far passare per Maria che chiama stuffa. Come parli? Ehi. Pare che sesti ancora che mi ha vestita Franceschina a venire qua a battere la sai. Ah, mi? Fattamela sai? Sì, e da una banda e mi dall'altra. E se go parlare che a puta. Ma go parlare per voi. Per me? Barbu e so anche a me. Con te. Vedi che vengo. Sì, ho visto il suo Gasparo, il suo Tonina. Vieni, da che banda? A fondamento. Sì, lontano. Hai visto sputare a fondamento, data io. Ah, presto, andiamo via da che altra parte, avanti, avvisa. Patroni, se ne vuole andare, anche mi bisogna che vada e che sarà a casa. Andiamo. E qua,
Di qua, ho fatto invece un'altra porta, ho fatto venire a sua barca, arriva più comoda. E la resta serviva conmigo. Via, signor, degna la vostra cara mujer. Son qua, dolcissimo mio tesoro. Che senta, a me non valo niente, ma per Diana de Dia non mi scambiarate. Vola despoggiarsi. Aspetta, mi pare di sentire un certo odore come roba da mangiare, come... E poi non cammissi. Senti, io niente vuol dire. Ma non sapevi che avevamo l'osteria qua attaccata muro con muro, e si sente spesso ste galanterie, no? Signor Gasparo, mi non ho detto niente per la strada per non fare scene. Avevo visto che venne a casa, so venuto a obbedio, perché il 5 di febbraio è giornata del voto. Ma adesso che siamo in casa, se può dare a sapere perché sa che sono vestia, non posso andare a far visita a signor Raimondo e signora Catina? Perché un poco da scrivere, algo da fare, non che posso andare. Beh, se vuoi che avete da fare, che andare un altro giorno, e un po' che andare un mico e a donna. Che avevi solo che andare domattina. Ma perché domattina? Ma perché non che posso andare anch'io già che sono vestia? Cara figlia, con le mie buone ragioni perché non capiete andare anch'io. E a suo moglie non si può dare a vedere che ste buone ragioni. Va bene, vi soddisfarò, riosa questo tabarro. La daga qua. Ma per lo essere più buono di quel che sei. Ma direi tu, che tra mia lontano. E così, cosa ste ragioni? Sappi che stamattina, dopo che Vusse partia, se veniva un amico a dirmi che stamattina signor Raimondo e signora Catina e voleva venire a fare una burla. Una burla? Ma sì che all'improvviso voleva venire di snarda a noi. E per cosa non sei venuti? Beh, vedi bene, mi già ero impegnato via. E non che già io mi. Ma tu già andare alla vostra mare, E Ndemo. non mi potevi mandare a cercare. No, ma no, e poi, a che allora cosa che volevi pensare, Ndemo? E gli avere fudai. Cosa volevi che fosse? Persone che avevano tutte le obbligazioni. Ah, beh, ma giusto per questo. Ma che se avevamo bisogno dei miei ducati da negoziare, sei capaci di imprestarmi senza un interesse a sto mondo. Carneval non segna ancora finito, Guarda, mi non ho più muso di farmi vedere. Riosa! Posso che ho visto. Ma giusto per questo, voi che domattina andate a domandare scusa da parte mia. Mi! Non rivago neanche se mi strassina quei caine. Cugina che siete a... Che diamo essi? E per cosa, mo, Come uno che c'eri, come ero impegnato via. No, se me star caro con i vostri impegni, a se me star. Tonina, da seno in verità, pare matta. Porta idea. Se avate a... Poveretti nu. Ma cosa mai hanno fatto però stamattina? Refudare un uomo de che ha sorte per andar. Da mio compare Bernardino. Sì, da vostro compare Bernardino. E abbiamo serà un contratto di una partita di 4 vai di Canevi. Potete dire quel che vuoi, mi non ve credo né besso né bagatin. Ma crede dunque che sia un barone. Oh, mi non so quel che si è, vede. Ma Tonino vuole che il 5 febbraio avesse da capitare qualche altra cosa. Cos'è, signor? Me ma non saresti ancora. Se vi voglio bene, se vi amo, se vi rispetto, ma non mi tirerebbe in caviglia. Cosa vorresti che dicesse signor Raimondo e signora Catina? Avevo detto, freghe le nostre scuse e invitei a disnar quando che vuoi. Oh, bisognerebbe vedersi che vorrebbe venire. Sì, ma sì, non è così puntiglioso, no, signor Raimondo. È già un uomo ragionevole, vuol bene, sono sicuro che venirà. Sì. Patroni? Cosa permissione? Patron Reverito. Chi sei? Non lo so. Sì, lei è signor Gasparo. Sono lì per servirla. Oh, me ne consuelo, mi pareva e non mi pareva. Patrona la verità. Patron. Cosa mi ha da comandare? Prima di tutto mi preme sapere se i miei patroni sono contenti di me. E cosa? Signora, mi non ho l'onore di conoscerla.
Menego, signor Menego, l'osto qua è tartaruga. Questo che siete qua, l'osto. Avevi fatto un gran disnaro qua? Se sente dei gran odori? Odori e sapori, cosa dice? Dico che sto fumo per casa non mi piace niente. C'ho bisogno che il suo cammin faccia fumo. È il mio. Sono 4 giorni che ho fatto Sullemo qua. dai, a monte stipete così. Cosa mi ha da comandare, signor Paromenego? Prima di tutto, ritorno a dire, mi preme sapere se i miei patroni, se contenti di me. Capiasso, si sta contento stamattina. Ma de cosa? E cosa? Di tutto degli snar che ho fatto. Disnar? Signor Parone, buone tu hai in file di snara. Non sei, signor Gasparo, È sumi sicuro? Sentimo, mo. E poi cosa serve? O servio in sta casa, sa mangiare a intineo? Quando? Ancora! Questo è odor che si sentiva. Il signor mi vi dico che non so niente e che me maraviglio di voi. E che dico, patron, che mi maraviglio di ea, che ho pareggiato qua in sta casa per 7 persone. 7 persone? 7 persone, a un secchino a testa. Vabbè, una bagatea. Che c'era donne? Che deve, perché qui sono un pezzo di matto. Che c'era donne? Ma ditemi putti che vi era 4 uomini e 3 donne. 3 donne? 3 donne? 3 donne? L'ho detto, l'ho scoperto, signor Bernardin, vero? Ma tasi che te casca a testa. Signor Osto, mi son gantomo. Ah, ecco, mi fermo dopo. Cosa serve che mi fai nasare? Avevo una gnappa, Deo. Tasè. Signor Osto, dice dunque che aveva pareggiato questo di snare. Ah sì, lo dico e lo sostegno. Non si sa. E aveva pareggiato per 7 persone a tu secchino a testa. Signor Bernardin. Così siamo stai d'accordo. Ma con chi vi ha ordinato di snare? So, signor Fradeo. Caro signor Osto, vinga ne, perché mi non ho fradei. Signor sì, tutte finte, tutti rasiri. Per scondersi l'ha fatto passare qualche d'un per suo fratello. Ma se puoi sentire da peso, infamare suo marito. Signor Gasparo, non so cosa dire, mi dispiace. Se l'avessi detto che non voleva che sua moglie sapesse niente. Mi non voleva! Signor sì, più non voleva, ma mi lo so e ho scoperto a sommarso rispetto. Sono stufo di soffrire queste insolenze. E a voi signor vi dico che non so di niente, che non voglio dare niente e che andiamo a un viaggio, Ma andiamo. la veggio di io, se non mi vuoi pagare, che pensano lui di farmi pagare. Ma intanto mi dà la mia roba, patrono. Ma che roba! I miei posai, i miei piatti, la mia biancheria, tutto. Signor sì, dai quel che Ma mi vede. dico che si matto da ligare. Me la dite i miei putti che se sta roba tutto su una Mi non so quel che vi dice. Di Antineo. Portano via, ma come roba. Ma se matto vi dico. Vedemo. E così, signor? Cosa dici adesso? Ma che cosa sta? È il diavolo in casa mia. Il diavolo, sì, che avevi ragione, perché queste sono cose che altro che il diavolo ne fa fare. Altro che uno che aveva chiave. Mi. Altro che uno poteva venire. Oh, via da bravo. Mi so sta, guarda se non sei fuori di voi, se appassiona ove orba, se non sapeva quel che vedi sé. Ma non vi ricordate il patron che mi aveva fatto stare a casa e chiave del saggiaor? Ma sì, è vero. È vero. È vero. E le go tutte dove, le qua. Ma adesso che vedo? Questa non è un guai d'estate. Questa non è la nostra chiave. Ah, sei voi che me l'avete scambiata! Mi traditor! A so tradire, so assassinata e manca da sentire strapassare! Poveretta mi, e se finia, guarda, sono morta, e se finia per me! Sa Silvia, tu para moglie! Traditore del mio povero cuore! Vi ho udito Se male. mi dà via del cuore per qualche bestialità! E stia che so, una banda alla gamon che ragione, andare a dire che se stai a scambiare la chiave. Servitorio benissimo. E me favorista sente Ma mi vi dico così. Mi assenta. Son galantomo. Se non è il non importa. Basta che prometta di darmi. Aspetterò. Mi vi torno a dire che non per contattare niente. Ah, così così. Qua me nega il debito e farò chiamare dove si conviene. Un momento, chi è te per fermarmi? Un uomo di mia sorte farmi chiamare. Ma con che fondamento mi farei chiamare? Anche dici a poco fondamento per trovare la mia roba sulla sua credenza, sul sotineo e ancora negarmi l'argenteria. E va ben, qui è te, mi non so niente, ma che aveva ragione. Non sa niente. Non so niente, vi dico. Sì. Ma sarei pagato, va bene? No, me basta così. E quando mi pagano? Domani sarei soddisfatto.
Ma almeno può farmi un servizio. Chi è sta persona che si è passata per mio fratello? Mi non lo conosco, mi ha fatto venire qua, avevo contrattato in sta casa, ho mandato di denaro in sta casa e mi non so altro più di così. Ma come gero sto mio fratello? Alto, basso? Come gero vestito? Non mi ricordo bene, grande ma neanche tanto piccolo. Mi pare magrotto. So che aveva un tabaro di scarlato, io non so altro. Scarlato. Non vorrebbe mai che fosse signor Lissandro. Mi comandi altro? E a vostra buona grazia, patrone. Patrone verito, so i suoi comandi, viene la notte quando chiavolo. E un'altra volta, se a voi che a sua consorte non sappia niente, e mi avvisa per tempo e dopo lascia fare pure a me. Te fa squattare! Penso solo più a sospetto solo il signor Lissandro. Che sia sta io farmi sta baronata. No, se è una baronata se vuoi, però se è un'insoenza, tanto più che mi ha toccato il siropo di mia moglie. Patron, signor Gaspar. Patrone verito, non so che sei. Adesso venuto a incontrarsi e pagare anche quei 7 caffè che ho portato qua in tuo. Ancora? Ma chi ve lo ordinare? So che non sai niente, so qua appunto per questo. Me li ordinai signor Alessandro. Sei qua su Lissandro? Sì, no, no, qua in compagnia. Buona, ho scoperto tutto. E che c'era, sapevo che c'era qua con lui. Sì, qui io so tutti, a un per un, che c'era anche una massera, vestita dello stesso. Con te. Anzi no, non vorrei che arrivasse. Andremo per strada, mi conterai e dopo vi pagherò. Cosa c'è sta roba? Questa è la mercanzia di signor Lissandro e si aggavarà di smentegata. A buon gusto da galantomo, sto signor cortesano e mi pagherà. Andiamo. Cara tua, sei stato? Oh, di Diana, cosa che ha fatto il patrone? Cosa che mi ha fatto? Io so ni cosa che mi ha fatto. Ma non andrà sempre così, no, cara, non andrà sempre così. Ma se che vuoi tanto bene. Che il suo penta il suo bene. Dopo quel che mi ha fatto, dopo che sa che ho scoperto, e mi vede fuori di me e sa che sono dove che posso essere, e invece di cercare di quietarmi e di scusarsi, ci va via senza dire niente, se ho questo il suo bene. La vede così e non saprà usare. Sì, ora sì. Ho paura che tegni terzo bianca. Ma cara signora patrona, come parla? Non sei da un po' che a me cognoste. Io sono una puta da ben, onorata, e non sono capace di tenere terzo a nessuno. Ma se scalda tanto il figa, patrona, ti va detto che andassi in cucina in pressa a fare tutte che belle faccendine che già infine tutta suada. E voi va che la stessa cugina intrigata? E chi l'ha intrigata per cucina? Ma cosa vuoi che sappia a me? Mi pare di essere stata tutto il giorno con ea. Cosa so io mio perché fussi finché già era al tavolino a lavorare con mia signora Mare. Oh, che sei un palazzo a sua casa. Senti che batto è che ha? Mi faccio quello che posso, servo con amore e ancora in me magno io oggi. Dor su a monte, patrona, andi a fare quel che avete da fare. E domani, se vuoi andare via, mi non ve tenirò per forza. Oh, basta, parlerò col patrono. Signora. Parlerò col patrono. E mi cosa sonzo? E ave tanta temerità di dirmi che parlerei col patrono. Guarda cosa che vuol dire un marito che tratta mai a moglie nessuno stima e a servitù che perde il rispetto. Ma mi signora... Ande via di qua. Ma non mi parlo niente. Ande via di qua, vi dico. Guarda, non che stavo, se credessi di andare porta per porta a domandare un tocco di pane. Signor sì che è così. Mio marito che dà dei buoni in mano, chi l'avrà vedito? Baron, che mi fava tante carezze. Tu hai suso, porlo far de peso. E se indoio e il va via senza dire niente. E se vergogna, poveretto. Sì, è il garrabbia che l'abbia scoperto. Quello ga. Chi sei che batte adesso? Sei signor Lissandro. Patrona, signora Tonina. Patrono. Noi che sei, signor Gasparo? Signor no, che sei. Lo so anche a me che noi che se non l'avesse visto fuori da casa, certo qua non sarebbe venuto. Non che sei, sa, signor Gasparo? Ho inteso, se potesse recuperare la mia roba. Ecco, se vuol tornare. Non ho tanta fretta, che adesso che debba fin casa non vorrei a causa essere me. E per adesso credo anche che non venirà.
Dovrà mi capire. risponde su una certa maniera, ma se permette... No. Mi non me ne impasso a vedere gli interessi del mio marito. Se permette. Ecco, con grazia. Signora Tonina, che avrei bisogno di domandargli una cosa. Cosa comanda? A caso hai a trovare certi stucci, reoggi, buque, anei? Dove? Qua, in casa sua. E chi l'ha portata sta roba? Sono venuto per un affare con il signor Gasparo. E aveva questa roba? Mi sono smentegata. Ho inteso. Cosa sta? Mio marito, ma raga, che sporche che ancora si sta qua di snar. E dico niente, guarda, buco, anelli, fornimenti. E vuoi dare in ora? E se vuoi precipitare io, ne vuoi precipitare me? Hai avuto gente a disnare ancora? A disnare in compagnia? Signor no. Mino che so in strada. Io sa fatto sto onore. Signor Gasparo a disnaquato donca stamattina. Signor sì, in compagnia di 7 persone, 4 uomini e 3 donne. E mia ficata mia signora mare. Questa se me da sé non mi sa niente di me. Ride, No, signora Tonina, non rido, non rido. Voi altri uomini, Gavè, è il cuore de orso, de tigre, fodrare pelle de can perfino. Signora Tonina, mi dispiace vederla così disgustata, ma che è sicuro che la roba non mi ha domandata, signor Gasparo, mi ha solo smentegata qua. E dove sarà? C'erano qua che facevano certi conti. Adesso mi ricordo, adesso. L'ho logata là, su qui a Casapanca. Saghisetto, via! Cosa buona grazia. Sangue di piana, non che se niente. Che sia? Signora no. Non me l'ho giudito me. Tutto la donna via, tutto, che ne fosse sta ancora. Cosa deve essere sto negozio? Che abbia da perdere più di 120 secchini di roba? E scommettaria è a testa che anche voi sia d'accordo con mio marito. Oh, signora no, che posso fare tutti i giuramenti di sto mondo che non sono d'accordo con il signor Gasparo. Ma io, signora Tonina, bisogna che mi aiuta a trovare la mia roba. Sta roba mi ha sotto smentegata qua, il signor Gasparo non mi ha domandata. Poveretta mia, sento dei passi su Paescai. Dei passi? Sì. Poveretta mia, signor Raimondo e signora Catina. Signor Raimondo e signora Catina, bisogna che mi abbatta qua e scoversirà tutto. Signora Tonina, se permette, mi bisogna che vada con fretta. Sì, da dove che vuoi. Vago da sta parte, a riverirla. Poveretta mia, come oggi da fare a riceverli, come oggi da giustificare che senza giudizio del mio marito. Il favorissa! Cara la mia signora Tonina! Oh, ma che grazia! Ma che favori c'è questi? Sì, cara, ma sono in coera quea, e questa che sta bene. Non so cosa dire, e ha ragione. Non ve la perdona più la mia fiola. E ha ragione, ma so chi ha tanta bontà l'uno e l'altra verso di me, chi mi compatirà. Mio marito Gera impegna con il signor Bernardino. Ma perché non venire nel manco? Ma mia cara figlia, in verità non sapeva niente. No, giusto, non sapeva niente. Da donna d'onore che non sapeva niente. Ma lo so, me l'avevano detto. Non ha voluto disturbarla dei suoi interessi. Ma diciamo un po' clamifiosa, com'è andato il negozio? Qual è un negozio? Un negozio di vostro marito a casa del signor Bernardino. Cara Iana, mi fa parlare. Beh, Oh, che ne stai adesso a parlare dei negozi? Ma sì, cara, vuole accomodarsi di qua, vuole che modea. Niente, io non mi sono ancora sfogata e mi voglio sfogare. A me dice che a me vuoi tanto bene. È una giornata che vengono da passare insieme e a zappa sua e impianta. Cara signora Cattina, crede che mi non ho nessuna colpa. E quando che mio marito mi ha detto sta cosa, e il mio viso si è diventato una brasa di fuoco. Per dirvi la verità, mio marito voleva che venisse domani a domandargli scusa, e mia non sapeva neanche come fare a venire. Mo via, se non abbiamo potuto avere l'onore della sua presenza a pranzo, ci ha chiesto di venire stasera a cena qui. Dove? Ma qui a casa vostra, non ve l'ha detto? No,
Verità, non hai detto niente. Ga impegni, andrà via anche stasera? No, cara signora Cattina, non mi mortifica da vantaggio. Che dico è che asserto che non poteva avere una concessione più grande di questa. Ma, e dica, dove hai visto mio marito? Non l'ho mica visto, mi ha mandato un biglietto. Guardate un po', c'è scritto. Ci sarà tutta la compagnia eccetto il signor Zanetto e la sguattera di sua consorte. Se me veniva quei matmi, anche veniva mica. No. Io non so cosa dire. E fai so cose senza dir niente. A me basta che sia Bortoetto. Oh, mi dispiace solamente una cosa. Cosa, signora Raimondo? Che il signor Gasparo abbia da soffrire una doppia spesa. Stamattina un desinare sontuoso, stasera la cena, doppia spesa. Tutta Venezia è piena di sto gran disnara, un zecchino a testa. Oh, uno zecchino a testa, la ben pure sa. Cosa che pare? Che poco giudizio farsi mangiare il suo così miseramente. Già eri in 7 questa mattina a mangiare le sue coste. Signora Tonina! Signora? Ma di chi parlate? E qui che stamattina si sta qua a disnare. Ma si può? E me te tutti ammazzi? Mi dico così, che chi che va a mangiare in casa di un uomo maritato, in scondon di Amoger, sia chi se sia, se tutti poco devo Signor padre, andiamo via, andiamo via. Cara la mia signora, se siamo venuti io e la mia figliuola a mangiare, Ma no, non parlava mica della cena, ma parlava del disnare. E mi deve rispondere il disnaro. E se fosse degnato del venire qui là a mandare a chiamarlo, non avressimo disnare in casa del marito in scondon della bugiarda. Andiamo via. Come? Oh, poveretta mia. Avio da volta la mia fiola. E mi senta, e ori a disnapare stamattina? Ma dico. No. Scusa, mi ha sentito una confusione, non capisco. Sembra che a me. E ori a disnapare stamattina? E di cosa voleva domandarmi scusa? Appunto. Che mio marito non ha potuto dare da disnar, che non ha potuto riceverli. Ma se anzi ne invita qua e avevamo disna qua e non abbiamo visto né marito né bugiarda. Mio marito non che era? Non l'abbiamo visto, non è venuto, non abbiamo neanche potuto ringraziarlo. Mio marito non che c'era! Ma no! Oh, cosa cazzetta! Mio marito è innocente! Ma chi mi dica chi che c'era ora? Cosa avevo fatto? Ma aspetta, qua si bira da freddo. Riosa! Signora! Riosa, che sei fuoco in tineo! Signora sì. Puito, andiamo a chi mi conta? Allora, che sono? chi che c'era questa mattina? Andiamo al caldo. Riosa, se fuori da mi dà concessione, mio marito sei innocente, non sa niente, Riosa! Go tanto da caro. In verità pereo che sei il più buon paron che si possa trovare. Non parla mai e si contenta di tutto, sia sa, sia de savio, che a bocca non parla mai. Ma come mai sei stata? Chi mai ha disnà un po' in sta casa? Che sia il fuetto? Ho paura di simili! Oh, poveretta Mimi che dormo da sola! Oddio, è aperta la porta! Riosa! Eseo! Riosa, dove sei a patrona? E a patrona... Zitto, non mi fai sentire. E a patrona zijn ze de Eintineo che se Raimondo e se Cattina. Bon, sei a sue furie. Ah no, sono tutta contenta. Ah, sì? Ah, non sai? No. Che sei il fuetto in sta casa? Sì, io so sì che fuetto che sei. Senti, non dice niente che mi sia a parola, va bene? Dove sia il mio volto e la mia bauta? È in camerone sul tavolino sotto spazio. Bon, mi raccomando. Shh. Silenzio, non dice niente. Che scommettomi che gli vuoi fare un'improvvisata su Muger. Oh, si è stu benedetto, vai a che ti sei una pasta di marzapan. Io gradirà la gnacca sta rustegona. Oh, e che sa porta aperta. Presto che va a serare, nessuno mi leverà da testa che non sa che senta in sta casa. Dove chiama? Ma cosa esiste? Ma c'è una maschera. Chi sei? Somi, signora Tonina, somi. Sei, signor Lisandro. Come da caro che sia io. Cosa avevo fatto io? Io non ho fatto niente, volevo venire avanti, era a porta aperta, a me ha visto in maschera, si è messo sto boccon de paura. Guarda,
che stramba, e sarà stai che ha la porta aperta. Se posso me vuoi divertire con il cortesano. Sai che a dirghe la verità, ero venuto per parlare curiosa. Da Seno? E cosa volevi dire? Volevo domandarghe se a caso aveva trovato la mia roba, se l'avesse logata da qualche parte. No. Vi rassicuro mica non la trova niente. Figurarsi, se l'avrebbe trovata me avrebbe detto subito. Bisogna donca che abbia trovato signor Gasparo. Via, non vi inquietare. Se la gavarà io, via darà. Non sei ancora venuto, signor Gasparo? Neancora. Ben. Aspetteo che può star poco venire. Vorrei restare, non so cosa fare. Mica paura di essere scoperto. Bisogna procurare di fidarlo. Signor Lisandro. E dica? Sapete sto disnar che si è fatto qua un cuo? Che disnar? Via, cosa serve? So che si sta anche a V. Anche a me che sono stato disnar. Sì, io so di sicuro. Cosa donca? Zitto. Sì. Non se mica sta mio marito, sapete che l'ha fatto parecchio sto disnar. Ah no? Mo via, neanche per immaginazione. Ma chi siamo donca? Non ve lo potresti mai immaginare. Mi non savarave. Zitto, che lui ne sente. Sì. Se sta quella flemma magnassa del signor Raimondo. Via! Ah? Chi l'avrebbe mai detto? Ma lo sai ad sicuro? Non è nessun dubbio. Se sta io che a voi sto farne sta burla. E ne ha fatto parecchio sto disnar sperando che fossi non canuto. Sì. Non la sapesto dove trovarne. E adesso e se vergogna di dirlo. Senti. E voleva buttarla sora di V. Sora di me? Ma figurarsi. Oh, mica so dritta, lo dico subito. Signor Lisandro, dico... Che confidenza ho di venire in casa nostra a farne sta burla? Fino a signor Raimondo, ese mio santo, m'ha visto putea, ese un uomo vecchio, ese quel che ese, insomma, se poi sta sorta di libertà. Ma signor Lisandro, non ha nessuna ragione di venire in casa nostra con uno che siamo. E se che hai uno che conviene. E se un uomo civile, dito mio, non credo certo capace di fare una simile cattiva azione. Goggio dito bene? Puito. Sì, ma dico, cosa ha udito, signor Raimondo? Niente. Non ha saputo cosa dire. Ah. E sai motivo. La tasesto e chi tase conferma. Brava. Ma dico, signor Gasparo, cosa ha udito de sto disnar? Signor Gasparo, lui ha detto subito che sarà stato signor Raimondo. Seconda dirghe la verità. E invece era venuto in testa anche a me. Ma certo, ma sei naturale. Sì, ma dico, signor Raimondo e Sofia, signora Catina, cosa si venuti a fare qua? Sei venuti perché li avevamo invitati. Tanto è vero che mio marito ha sospettato ori che per rendergli a burla Sì. e li ha invitati qua stasera a giocare a Meneghea. E all'improvviso e gli fa pareggiare una cena. Signor Lisandro, Sì. dovresti restare anche a voi. Seconda dirghe la verità, signor Gasparo, se andai al caffè dove che sa che mi so solito andare, per invitarmi a cena qua con lui stasera. Oh, bravo, con gusto. Rideremo, balleremo e si divertiremo. Mi dispiace, signora Tonina, ma non posso proprio Oh, restare. non vedo mica andare via. vero? Signora Tonina, che ripeto, non ho fretta, non No, bisogna proprio che vada. Non che se impegni che tenga. Bisogna proprio che E vada. poi, se vi preme le vostre fiube, i vostri anelli, bisogna ben che restare. Per quello mi premarave. Sì, ma dopo che 4 frego che mi ha detto, figurarsi se mi scoversira tutto, bisogna che mi abbatta. Animo, che aveva Signora già. Tonina, se permette mi vado da sta parte. Non se va fuori da sta parte. Ma me lascia andare. Neanche di là non se va. Bate. Che sei stato spavento, eh? Chi vai con essere? Amici, Chi domandi? non mi conosce, signora Tonina. Me pare, non me pare. Siamo buoni amici del signor Gasparo e siamo pieni di obbligazioni.
certo, non basta a favorirne stamattina. E vuol che godemos so grassi anche stasera. Ma cosa dice? Allora siamo nu che recevemo. Se posso me abbatto. Te cognoso, ma non ti va via dea. E a favorisa, non sei a signor Borto. Per servirla. Ah, e sta signora mi pare cognoscerla, ma... La de mia mujer. Ah, sono gelese. Pensare che le altre volte che ho avuto la fortuna di vederla, l'ho sempre credesta Sosorea. Ah, da seno. Sì. Senti, che impegni che mi mette. Oh, stasera non si va via di qua, se a cosa prima non si è dichiarata. Oh, signor Lisandro, patron. Patrona, signora Cecilia, patrona. Vuole accomodarsi dea. Quel che accomanda. Se sa, mi bisogna proprio che vada. Signor no. La perdoni, non che da essere anche signor Raimundo. Signor sì, e se dea il pineo posso puta. Da seno, devo tenergli un po' di Ma compagnia. volentieri. Via, signor Lisandro che dava a sta signora. Sa cosa che ho detto prima. E guarda che cattiva azione lo vuol fare signor Lisandro. Mio marito la invita, me lo prego, e lui non vuole stare. Oh, resterà. E guarda che sei capace di scamparne a sta cattiva. Ora deve dare anche Ma me la sta andare, bisogna proprio che vada. Via, Bisogna che Lisandro, vada. via. Oh, cari, cosa fai qua a questa bella conversazione? Signora Catina, Patrona, signora Catina. Patrona, signora Catina, patrona. E guarda che ne scampa. Oh, E se signor Lisandro che non vuole stare per andare via. che va ragazze, che basta l'anima. Ecco, Patrona, signora se che Raimundo, sono patrona. fuori vi uso un'acqua che la consola. peggio. Cosa succede? Mi perdoni la signora Tonina. Cos'è, signor Raimondo? Allora comincia. Ma vero che mia cognata ieri sera mi ha fatto la stessa soverchieria, ma lei non la credevo capace. Oh, signor Vieni qua. Raimondo, ma credo che non sapeva niente. Credo che sia una donna onorata. Caterina, Oh, signor! andem. Signor Raimondo, e la sa che sappiamo al manco. Signor Lisandro, La comandi. cosa ha questo negozio? A me me lo domanda. Mica scomettaria a testa. O è aperta rave. Corava il manco saper chi è in casa mia. Vero, signora Cecilia, se è una bella figura che mi fa stare qua così come un matto. Vorresti il vostro capello. E se così vi pare che vada E bene. ora dammi il tabaro a bauta e mi vedo il capello. Signor sì, se non è detta barra bauta non cavare il capello. E va bene, che sia quel che ha da essere, siamo del carnevale, baemo che baerò anche lì. E tu, signora Maschera, se puoi sapere Non dice niente. se è stu magnasso senza dirmi niente, Non si sa chi sia. Caterina, animo, Signor andem. Magnasso! No. Signor Raimondo, Sì? zitto, zitto. No, e vuoi che dica che la mia fiola sta con della gente che si conosce minga? Signor Raimondo, Mm? sei una burla del mio Oh, marito. dov'è, signor Gaspero? Qui a Maschera là in fondi. Monocoralter, io capio. Animo, signora Catina, e ne fa
casa un minuto. Si contenterà, signor Raimondo. Ma che minchia sta gran premura, a dire la verità, Sì, Un mettersi in altro moto un balletto. pochetto, con licenza di chi Oh, Non sapevo dal patron. Non che sei il patron qua, non sapevo. Ah sì, anche se non mi ricordavo. Cosa volevi dal patron? Che sei, maschera che voleva entrare? Ancora. Chi sei? Chi sei? guarda che va a vedere Michi Chise. Si vede vedere sappiamo. Vanno subito. Oh, e non che stai mica dare il tabaro a bauta, vede? Farò già in cammino a Furlana. E a me che se divertiremo. Caravaggio che sei. Se puoi sapere che voglio vi venire a fare steccia sana. Sentevi so che vi contarò. Accomodatevi, va. E così, cosa pensate di fare? Cosa mi consigliamo? Mi dico che se andiamo de ongo così, che vada a vostra e della mia reputazione. Vorrebbe che andasse via. Non dico questo, ma qualcosa bisognerà pur fare. Perché non che parleo su Raimondo? Non so cosa fare, sia mai Dio come ho finto di essere marità. Vuoi che parlami? Magari. Oh sì, cara, io sì. Mosa, bisognerà che mi espone a mia. E cosa vuoi fare? Ma vostro povero fratello. Tutti senza giudizio. Ma mi so stata una matta. Signor Raimondo? Signora? Licenza di signora Tonina e di quella maschera che non conosco. Venirà in tineo con me che cosa dirghe una parola? Ma io da solo? Sì, è solo. Ma senza la mia bambina? Ma sei qua che sei signora Tonina? Anche la raccomanda, Staga col suo cuor quieto. Ma grazie. Vieni con me. Sì, attento te. Non si accomodi, non si scomodi. Ma cos'è il suo consorte che mi sembra così malinconico? Ecco da parlare proprio di io, adesso vi conterò. Ci sarà qualche guaio? No. Non ti dispiace, non ti dispiace, prego, prego. Cara, su qua coia. Mi par tanto sbattuetta, cosa gaia? No, niente, in verità niente. Oh, come che mi batte il cuore. Trema fine le gambe. Sai a chi sei quella maschera? Stior Zanetto Biguini. Conosco. Ah, il più caro matto di sto mondo. E la donna? Ah, io dirò, visto che non vede né signor Raimondo né signora Cecilia, e a se a massera di signora Cecilia. Oh, che tocco di asino. Ma se io gli hago questo da menare a sere. Ma signor, ma mi maraviglio di voi. Ma lascia stare, è una burla e niente di più. Ma serio? Ma andiamo, una settoga suggestione, e lascia stare. Veramente, guarda, sei un matto. Adesso vedrà, adesso coglie dentro e vedrà. Vedendo che le state smentegando di un umilissimo servitor, mi sono tolto la libertà di rassegnargli il mio gran rispetto e di supplicarle della sua devotissima tolleranza. E vi vado a sentire con schiga lei. Bravo, signor Porto. Vada, vuoi andare anche a lei? Vuoi andare anche a lei? Mi chiami? Sì, via vaga, via vaga. Vado. Arrivo. Questo buono, grazie. Come mi chiama se consegna? Ma dove vai? Ma lascia stare, demo. La bella dentro che sei una maschera che voleva entrare. Se mi permette, avrò l'onore di presentargli. E a sto consorte. No, è a massera di signora E Cecilia. cosa voglio dirmi? Senti, non che sei la patrona. Via, fa il vostro debito e ringraziei, no? Patroni, grazie tante. Senti, non avevi di snar qua stamattina. Certo, non va ricordare. Se la levi anche. Ma La bella illustrissima, la bella in cucina, che faremo una pointina. Cosa fa sto qua ti? E sei venuto. E mi ha detto che non lo sapeva. Ah, chi sei che mi da stiore libertà che in casa di me e che me ne con vu la mia serva? se l'ho fatto per mia ragione. Dov'è il signor Raimondo? Sono qua per obbedirla. E crede che mi sia marità? Un galantuomo non dovrebbe mai mentire. E ha ragione, ma non è vero niente. Oh, che savaggi, che potacci. Ma la signora Cecilia, per cosa sia che suo marito tenga parlando con tanta confidenza e a figlia del signor Raimondo? Parla che dica il perché a tuo signor Borto se sta il mio marito, ma domani e sarà il marito del signora Cattiva. No, non è vero niente. Non sa quel che dica. E mi
sono qua per domandare che signor Raimondo. Io sono qua per dirvi che oggi la mia figliuola è promessa e domani sarà maritata. Con chi, patron? Con questo giovanotto che stringo come mio genero e come mio figliuolo. Ah, non posso tenere! Dica, ma come sei andata? No, con te? Ma la signora Cecilia vi racconterà tutto. Io sono fuori di me dalla contentezza. Orsù, visto che tutto si andà bene, qua bisogna cavarsi a maschera e dire cose come che si andà. Se è vero, sta barca lo menata mi in porto. Se è vero che il noi lo pagherà signor Gasparo. Ma vedremo che domanderemo pardon perché sei un amico e con 7 zecchini di sua moneta e sugarà sta listia! E bravo compare il sangue! Stai ovunque! Benedeo Parmal! Siamo amici e saremo amici. E me robette, e me buque, e me anei, Le vostre robe sei in buone mani, non preoccupate. Vedi io quel signor là in fondo, deghe 7 dei vostri zecchini e lui vedrà puntualmente la vostra roba. E mi, de sora via, vedrò a cena di stasera, e il festin e la vostra chiave del saggiato. C'è una storia. Compati sto ciassetto del carneval. Pagherò volentieri sti 7 zecchini. Pa consolazione che totale accidente abbia procurato consolazione a sti 2 giovani innamorai. E mi resto senza mujer! Così! E anche mi mandava via senza cena. Oh, no, poveretto, che resta? Sì, ma sì, dai, cosa dice signor Raimondo? Ma per me, ma che resti pure sto patacca. Grazie, e ora cenemo, vaemo e divertimose. E mi non che vuoi più pensare. Vado a giocare con le macchinine. E tu, putti, cosa dicevi? Cosa fai là in fondo? Vieni avanti, avevo perso parola, benedetti. Sono confuso tra l'allegrezza e la contentezza. È rimorso di qualche bugia che ho detto. E la confusione. Chi mi abbia così ben perdonato. Bravo! E vous, fia? Mi signora, che dico? Che mi sento? Mi non so cosa dire. Signori, non sa cosa dire. Non sa cosa dire, ma dice assai. Non gaffiate parlare perché il suo spirito si impegna a consolare il suo cuore. Assemo che si rimette in forza e dopo del suo incantesimo succederà l'allegria e intanto baemo, divertimose, ma prima permettetemi che dica 4 parole a chi se conviene. Signori, i nostri ciassetti se finì. Se avesse divertì, tanto meglio per noi, ma per saperlo come mai se può fare. Benedetto sia l'uso de Venezia e se in teatro qualcosetta che se che da dietro, coi ma e coi piedi si faccia sempre.